L'Avis di Agrigento a Pesaro per il passaggio di consegne tra capitali della cultura, Pesaro e Agrigento appunto. Saranno 3 le giornate di eventi dal 13 al 15 settembre dedicati alla donazione e alla solidarietà. In programma 2 convegni dedicati al ruolo dei nuovi media nella comunicazione sociale e alle nuove generazioni nel mondo del volontariato. Al nostro microfono il presidente della sezione Avis di Agrigento, Gaspare Cumpo, e il segretario Francesco Amabile. La cultura deve riguardare anzitutto, la donazione di sangue. Ci parli della manifestazione che attende l'Avis a Pesaro? L'anno scorso l'Avis di Brescia e Bergamo, capitali della cultura, insieme a Pesaro quest'anno, che è capitale della cultura, hanno iniziato a fare una specie di gemellaggio, ovvero hanno iniziato a scambiarsi il titolo di capitali della cultura fra le Avis comunali che successivamente si avvieranno a ricevere questo titolo. Quest'anno spetta a Pesaro organizzare questo evento e hanno invitato l'Avis di Agrigento, l'Avis Comunale di Agrigento come sede di Capitale della Cultura 2025 in una manifestazione che si terrà a Pesaro dal 13 al 15 in 2 giornate dove ci saranno delle manifestazioni di 2 convegni organizzati dall'Avis nazionale e 2 momenti anche di socialità all'interno di queste due giornate. Noi siamo stati lieti ad accogliere questo invito e parteciperemo alla fine della settimana, da venerdì a domenica, a questo evento. Un evento che ci vedrà coinvolti perché l'anno prossimo toccherà a noi come capitali della cultura invitare la sede di Pesaro e anche la sede dell'Aquila, che l'anno prossimo nel 2025 diventerà capitale 26 diventerà capitale della cultura. A Pesaro, cambio di capitale di cultura tra Pesaro appunto e Agrigento, nel nome della solidarietà che vede l'Avis impegnata a livello nazionale. Infatti ci apprestiamo appunto a partire, come diceva il Presidente, per fare questa bella esperienza a Pesaro, con questo passaggio di testimone tra Pesaro, appunto, capitale della cultura uscente, e Agrigento, capitale della cultura 2025. Cercheremo di fare tesoro e cercheremo di rubare il più possibile, perché tutto quello che vedremo dovrà trasferirsi l'anno prossimo, appunto, come diceva il Presidente, per l'avvicendamento tra Agrigento capitale della cultura e la capitale della cultura 2026. Quindi faremo tesoro appunto di quello che vedremo per poterlo tradurre nel migliore dei modi qui ad Agrigento. Avevamo invitato pure il sindaco di Agrigento per vedere questa e partecipare a questa manifestazione importante, però purtroppo per impegni istituzionali non è potuto venire. Sarebbe stato bello comunque averlo con voi. Sicuramente, perché effettivamente il sindaco poi nel 2026, quando dovremo organizzare questa kermesse noi, con il passaggio di consegne tra Agrigento e la nuova capitale della cultura, il comune dovrà fare anche la sua parte. Ecco, quindi sarete voi 2 a partire, lei e il Presidente? Sì, il Presidente e io che sono il segretario. Avevamo invitato anche altre persone dell'Avis provinciale, ma per impegni familiari non sono potuti venire neanche, per cui abbiamo accettato di partecipare anche noi 2 soli per rappresentare Agrigento a questo evento. Beh.